Una buona serata a tutti i nostri telespettatori. Allora, dalla questione morale sollevata in tempi lontani da Enrico Berlinguer a Tangentopoli fino agli scandali dei giorni nostri, la corruzione è sicuramente il male più grave e anche un problema assolutamente non risolto nel nostro Paese, che resta un Paese dove la corruzione è ancora alta. Corruzione che limita, ovviamente frena la crescita del nostro Paese e che ha costi importanti. Una situazione che va risolta, una situazione che probabilmente va risolta risolvendo anche la questione della burocrazia. Più burocrazia c'è, più è facile che la corruzione attecchisca. L'Italia in fatto di corruzione, di burocrazia sicuramente non è seconda a nessuno. Di questo parliamo stasera in questa prima parte di TV7 Match. Vi presento gli ospiti che ho in studio. Salvatore Frattallone, avvocato penalista. Buonasera avvocato e grazie di essere qua. Buonasera. Grazie di essere intervenuto. Anche a tutti i telespettatori. Buonasera, il nostro editore Ermanno Casen, buonasera anche a lei. Qui alla mia destra abbiamo Roberto Tommasi, Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, responsabile del Veneto, della realtà di Libera, che da sempre si batte, ormai da tanti anni, contro la corruzione, il malaffare, la mafia in particolare che è presente in Italia, che non è più presente solo al sud, ma che ormai interessa tutto il nostro Paese. Frattallone, iniziamo da lei per cercare di capire se veramente non è cambiato nulla e se i politici hanno anche smesso di vergognarsi. L'abbiamo visto in questi ultimi giorni anche con gli ultimi scandali, diciamo così, gli ultimi inquisiti, alcuni anche arrestati. Io francamente non sono tra i manettari, non lo ero all'epoca di Mani Pulite e non lo sono oggi, non solo per il lavoro che faccio, che mi porta anche a cercare di comprendere le ragioni di chi sta dall'altra parte, purché non condividendole, e però faccio fatica a non riconoscermi nella frase detta da Pier Camillo Davigo, il quale sicuramente è uomo di grande esperienza. È stato anche giudice della Suprema Corte di Cassazione prima di assumere questo ruolo nell'Associazione Nazionale Magistrati, e tutto sommato la frase che lui ha detto non è riferita all'equiparazione tutti i politici rubano. No. Questo sarebbe banale e assolutamente certo sbagliato. Però fa pensare quando dice è peggio dei tempi di Mani Pulite. Peggio dei tempi di Mani Pulite, lui una spiegazione l'ha data perché oggi lo si fa in modo individuale o in piccoli gruppi organizzati, mentre una volta la cosa era stata elevata a sistema. Questo non è meno grave, perché tutte le volte in cui il mercato della libera concorrenza, degli appalti ad esempio, perché è il fenomeno dove si verifica di più, viene alterato da un sistema per cui se non paghi non entri ad avere il lavoro, il servizio, l'appalto, e però se paghi poi te ne devi stare zitto. Dopo magari un approfondimento su questo passaggio dal punto di vista legislativo ci terrei a farlo. Se poi il sistema entra in crisi perché non paghi più, lì entra la criminalità organizzata. È quello il passaggio che è cruciale per uno Stato democratico. Sulla questione del dottor Davigo, lui ha anche precisato che non si tratta di aumentare le pene, anche perché con la legislazione d'emergenza che c'è dagli anni del terrorismo in poi si continuano ad aumentare le pene e poi in contemporanea si introducono benefici e dimezzamenti vari. Il problema è quello di scoprire i reati. Fu fatto per il terrorismo, è stato fatto per la droga, è stato fatto con la polizia postale in base a una legge per la pedopornografia telematica. È possibile pensare al cosiddetto agente provocatore, cioè un appartenente alle forze dell'ordine il quale sotto copertura e con obbligo di riferire ai magistrati della Procura della Repubblica sollecita il politico, va da lui, gli offre il denaro e nel momento in cui questo prende la mazzetta lo ammanetta? Il passaggio che sta sotto il discorso di Davigo tutto sommato è anche questo. Siccome in Italia non ci sono più le denunce per i fatti di corruzione, perché la legge Severino dal 2012, cioè il governo Monti,
e tutti i governi successivi che l'hanno tenuta così, certo, hanno reso punibile non solo il corruttore, che lo era già da prima, ma anche colui che si rende responsabile di concussione accettando una proposta del pubblico ufficiale, la quale però non sia, come dire, che priva della libertà in modo totale. E nessuno denuncia più niente, perché a questo punto viene incriminato lui. Certo. Professor Case, c'è un problema anche da questo punto di vista, chiaramente, sul fatto che si denuncia, c'è una normativa che ovviamente frena tra virgolette, la voglia di denunciare, però facciamo un attimo un passo indietro e parliamo invece di quello che è questo, tra virgolette, alcuni vedono come uno scontro tra poteri dello Stato. Di fatto è uno scontro tra la magistratura e la politica, una politica debole, la magistratura che cerca di, come dire, sopravanzare. No, io credo che siano cicli ricorrenti, l'abbiamo visto in vari momenti, ma soprattutto avviene con la caduta del muro di Berlino. Allora qualcuno si sorprenderà. Con la caduta del muro non c'è più interesse di sostenere la maggioranza democristiana e socialista da parte degli Stati Uniti e quindi si allentano le situazioni e Cossiga dice attenzione, è crollato il muro, la politica cambierà. E infatti a distanza di 3 anni e qualcosa, succede che c'è il grande inquisizione di Mani Pulite. Già c'era stata un'apertura con la grande inchiesta sulla mafia, che era una cosa inimmaginabile precedentemente, perché Falcone e successivamente Borsellino furono informati dagli americani e ci fu un lasciapassare da parte degli americani. Falcone fu in America per vario tempo per capire che cos'era il meccanismo della mafia in America e cos'era il meccanismo della mafia, di conseguenza quali collegamenti c'erano tra la mafia americana e quella siciliana. E tornò sapendo e avendo contezza e ci passarono poi i testi, i testimoni. Quindi crolla un sistema. Quando crolla questo sistema, tutte le difformità della politica che c'erano prima e passavano per normalità, improvvisamente diventano oggetto di inchiesta da parte dei magistrati. Finalmente la magistratura si muove. C'erano stati scandali anche prima, ma mai così radicali come Mani Pulite. E Mani Pulite abbiamo visto, ormai è storia perché sono passati 25 anni, si è mossa in una certa maniera e ha creato uno tsunami all'interno della politica italiana, tant'è che sono scomparsi la maggior parte dei partiti ed è nata una democrazia, la così chiamata seconda Repubblica, ma che non lo è di fatto perché nulla cambia. Mentre, non so, in Francia quando cambiava la Repubblica cambiava la Costituzione, cambiava tutte le leggi, eccetera, cioè si organizzava un Parlamento e un'istituzione in maniera più moderna e più accettabile. In Italia rimane tutto lo stesso, cambiano soltanto, scompaiono i partiti e quindi si parla di Seconda Repubblica, che Seconda Repubblica, ripeto, non è. Ma cosa succede? Succede che la magistratura diventa più protagonista che nella Prima Repubblica e quindi c'è questo scontro epocale tra l'istituzione della magistratura e l'istituzione politica. E da lì poi abbiamo la vicenda Craxi piuttosto che tutti gli scontri successivi, che la politica vuole riformare la magistratura e la magistratura naturalmente non lascia passare un filo di lana alla politica perché abbiamo gli effetti, siccome la politica non si fa mancare nulla, compresi gli scandali, non è facile, non è difficile mettere il cucchiaio dentro la pentola e tirare su il tortellino di turno, insomma. E di conseguenza noi abbiamo una situazione che diventa uno scontro tra due colossi. Allora viene da domandare, è giusto che la politica interferisca con la magistratura?
e viceversa è giusto che la magistratura interferisca o quantomeno ponga dei termini alla politica. E questa è la domanda. E io direi che ambedue sono da prendere in considerazione nella fase successiva della trasmissione, perché la politica ha delle colpe e non possiamo considerare in Italia più di qualsiasi paese al mondo che la magistratura debba necessariamente intervenire sulla politica per creare una questione morale alla politica. Certo. Allora, prima di far intervenire anche Tommasi, abbiamo un po' riepilogato quanto è avvenuto nell'ultimo periodo. Lo abbiamo fatto in questo servizio. Vediamo. I politici continuano a rubare ma non si vergognano più. Questo è il titolo dell'intervista al magistrato Piercamillo Davigo, pubblicata il 22 aprile dal quotidiano Il Corriere della Sera. Un titolo che ha fatto scalpore, dando il via ad un vortice mediatico fatto da rapidi botta e risposta tra il magistrato e il premier Matteo Renzi, difensore dell'integrità del governo da lui diretto. Il vero problema è che le due emergenze italiane sono il crimine organizzato e la devianza delle classi dirigenti. E manca una reazione istintiva della collettività a questi comportamenti. Per cui se non c'è la condanna penale non vanno a casa, ma anche se c'è la condanna penale non vanno a casa. Poi tanto mi dicono, ma non che è scritto sui giornali, Davigo dice che la presunzione di innocenza vale solo nel processo penale. Certo che la presunzione di innocenza vale solo nel processo penale, nella vita di tutti i giorni non vale. Ma io vorrei sapere da questi signori che scrivono queste cose, ma se il tuo vicino di casa è stato condannato solo in primo grado per pedofilia, ma tu gli affidi tua figlia di 6 anni per dare la compagna a scuola? No, non gliela affidi, allora che cavolo scrivi sul giornale? Sei un ipocrita. Perché la giustizia è una virtù cardinale, ma anche la prudenza è una virtù cardinale. Però questa regola, quando parliamo del bene pubblico, non vale più. Questa regola di prudenza elementare. Poi per carità, se scoprirò che era innocente, che sono state calunnie, gliela riaffiderò volentieri mia figlia, ma al momento no. Il controllo sociale sui comportamenti devianti, che altrove è in larga parte affidato ai tuoi pari, che da noi non funziona. Da noi o vieni condannato o è come se tu non avessi fatto niente di male. Per cui se per esempio prendi una prescrizione, tu ti dico, vabbè, è stato assolto, non è stato assolto, è stato prescritto per un'altra cosa. In ogni caso tu sei padronissimo di valutare autonomamente le prove, perché più delle volte sono processi in pubblico, quindi sono prove note. Che cosa ti impedisce di dire? Ma di un po', guarda, tu hai addirittura ammesso di aver fatto queste cose. E perché devi continuare a occupare questo posto? Questo vale sia nel mondo della politica sia soprattutto nel mondo della pubblica amministrazione. Io sono per la giustizia, sempre, non per i giustizialisti. Io credo nei tribunali, non nei tribuni. Io rispetto le sentenze dei giudici, non le veline che violano il segreto istruttorio. Quando dico che noi siamo dalla parte della magistratura e invitiamo la magistratura ad andare a sentenza, noi non stiamo accusando la magistratura, noi stiamo rispettando la Costituzione italiana sulla quale abbiamo giurato ed è bene che il Parlamento sia consapevole di questa posizione del Governo. Ci sono state indubbiamente delle prese di posizione molto forti che poi lo stesso Piercamillo Davigo ha chiarito con una nota la sera stessa. C'è stata una giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati dell'altro ieri dove è stata rinnovata piena fiducia a Davigo. Ci sono state delle prese di posizioni forti, ma adesso io penso che bisogna rimettere la palla al centro e ripartire. Io penso che chi ha ruoli pubblici e ruoli istituzionali deve dare qualcosa in più nell'interesse dei cittadini. Sono cariche che vengono date non per fini personali ma per fini pubblici collettivi, quindi è ovvio che si debba pretendere qualcosa di più sia dalla classe politica che dalla magistratura, vale per tutti. Eccesso di semplificazione in queste affermazioni e di generalizzazione. Sono molto contento del fatto che il dottor Davigo ha poi precisato che cosa intendeva dire, limitando fortemente il rischio che si potesse leggere in queste parole appunto una accusa generalizzata. Qualcuno che comunque energicamente riaffermi quella che è quantomeno la dignità dei magistrati. Io credo che in questa fase sia molto necessario.
La magistratura ha il compito di perseguire i reati, le istituzioni politiche quello di agire per prevenire e sconfiggere i fenomeni corruttivi e quello insostituibile di perseguire l'interesse comune definendo le regole di legge e quello dotare il sistema giustizia di norme chiare ed efficaci e di mezzi adeguati. Per questo comune obiettivo occorre perseguire forme di collaborazione istituzionale. Rifacendoci alla nota commedia shakespeariana potremmo dire tanto rumore per nulla, chi l'avrà vinta, chi farà qualcosa, magari guardando indietro e imparando dagli errori commessi dai predecessori. Un paese che ignora il proprio ieri, di cui non sa assolutamente nulla e non si cura di sapere nulla, non può avere un domani. E l'Italia è un paese di contemporanei, senza antenati né posteri perché senza memoria. Allora, ecco qua. Allora, questo un po' in sintesi le varie dichiarazioni che sono arrivate in questi giorni, poi ci sono stati poi anche gli ultimi avvenimenti nell'ultima settimana. Allora, collaborazione istituzionale, chiede il Presidente della Repubblica Mattarella, c'è chi dice è giusto chiedere di più a chi ha dei compiti istituzionali, amministrativi e quant'altro. Allora, intanto salutiamo Federico D'Incà, capogruppo a Montecitorio, se non sbaglio, sì, del Movimento 5 Stelle, presidente del gruppo Buonasera a voi tutti, Movimento 5 Stelle, grazie di essere qua, e al senatore Giorgio Santini del Partito Democratico. Buonasera, anche a lei. Allora, Tommasi, da quello che ha sentito, cosa dice? No? Allora, chi è che ne verrà fuori da questa situazione alla fine? Occorre precisare in partenza una cosa, perché dove c'è un corrotto c'è un corruttore, non è mai a senso unico, non è mai una persona sola, e quindi vuol dire che c'è uno scambio che a volte viene chiesto e a volte viene imposto. È chiaro che nel momento in cui entra in gioco la relazione con la politica, ai politici è vero, a loro si chiede qualche cosa di più, gli si deve chiedere qualche cosa di più, è quello che noi sosteniamo da diverso tempo, e soprattutto quando si vanno a candidare, si vanno a proporre, visto che siamo anche prossimi a delle elezioni amministrative anche in Veneto. È chiaro che il primo principio è quello della trasparenza, il secondo è quello dell'integrità, ma soprattutto c'è il principio che si collega ai diritti di cittadinanza, che è il principio di responsabilità. Allora, la politica deve essere responsabile, gli anticorpi per la corruzione devono partire al suo interno, non possono essere imposti da altre parti. È chiaro che la magistratura deve svolgere il suo ruolo, deve svolgere la sua operazione di contrasto, però è necessario anche che ci sia la capacità di capire che le persone che abitano questo Paese hanno diritto ad avere una dignità sancita dalla Costituzione italiana, e chiaramente nel momento in cui scoppiano i casi vuol dire che c'è un tessuto, c'è uno strato, c'è una stratificazione culturale che va rimessa in gioco, va rimessa in discussione, quindi il ruolo della politica chiaramente è importantissimo. Noi ci relazioniamo continuamente con i politici facendo queste richieste, perché non è ammissibile che, se, come ha stimato la Corte dei Conti, il costo della corruzione è di 60 miliardi all'anno, provate a pensare a quante manovre finanziarie si possono fare con queste somme. Insomma, è una questione di correttezza che va praticata soprattutto a partire dalla formazione, la formazione del cittadino, la formazione alla cittadinanza responsabile. Il lavoro che noi facciamo quotidianamente nelle scuole, nelle università, ma anche con il mondo delle professioni e dell'economia, perché è chiaro che, come dicevo prima, nel momento in cui entra in gioco un soggetto non si può dimenticare che c'è un altro soggetto che diviene vittima in certi casi o diventa complice in altri casi. Corrotto e corruttore sono due facce di una stessa medaglia. Insomma. Chiaramente. Santini, il Partito Democratico, inizialmente soprattutto il governo si è sentito un po' come dire, attaccato dalle parole di Davigo. Di fatto la magistratura, secondo lei,
sta facendo pressione, la politica dall'altra parte invece ha delle responsabilità. Ma sicuramente è un dibattito molto acceso e anche un po' crudo, un po' duro, quindi chiaramente ci sono delle motivazioni, ma per quanto riguarda il Partito Democratico, adesso onestamente il comportamento che c'è stato in questi ultimi 3 anni, insomma parliamo della legislatura questa, è stato tutto teso ad andare a favorire modalità perché la giustizia sia più efficace, perché ci siano anche norme, cito per esempio il fatto che sono stati introdotti, c'è un'autority anticorruzione, è stato introdotto il reato ambientale, che sono tutte materie, insomma, come sappiamo, è stato introdotto proprio in queste ultime settimane il codice degli appalti nuovo, che ha una forte valenza, si sta lavorando sulla prescrizione, insomma ci sono svariati interventi che si sta cercando di migliorare la durata dei processi, insomma fare in modo che la giustizia sia più efficace, più rapida e soprattutto sia anche forte contro la corruzione in forma preventiva oppure in forma... Quindi dal punto di vista del potere legislativo che appartiene a un governo e quindi a un partito, credo non ci siano grandi obiezioni. Dal punto di vista del codice interno, noi, siccome può capitare che ci siano delle persone indagate, è successo in questi ultimi tempi anche con qualche frequenza, c'è una regola interna che è quella di lasciare l'incarico, insomma l'abbiamo visto ieri con Soru, che per una vicenda che non riguardava la politica ma riguardava vicende aziendali precedenti alla politica, però correttamente ha lasciato, così come ha lasciato, non era del PD ma insomma era nel governo, il ministro Guidi dopo 2 ore che è stata sottoposta, insomma si è rivelata questa intercettazione che era oggettivamente insomma, insostenibile, per motivi di opportunità politica come si è detto, quindi insomma mi pare che i comportamenti concreti siano chiari. Poi sul gioco delle parole, la battuta, l'intervento, io penso che anche la magistratura in fondo fa quello che deve fare, no? E se Davigo ha ritenuto di dover dire che c'era una propensione, che lui vedeva una propensione nella politica, forse era meglio dirlo in maniera anche diversa, insomma, comunque perché è stato quasi come una sorta, insomma, di messaggio, diciamo così, un po' quasi cifrato per, non lo so se poi aprire o non aprire certe indagini, eccetera, però non credo. Però insomma, in fondo, se la magistratura ritiene che ci siano dei problemi, è bene che vengano detti, si poteva eccepire sui modi. Quindi il fatto che poi questo crei questa collisione, francamente, a mio avviso c'è tanta anche, diciamo così, tante problematiche che riguardano entrambi gli schieramenti, cioè sia il fronte giudiziario, quindi dei magistrati, sia la politica, cioè problemi non risolti in queste due aree confliggono poi in queste fiammate che ogni tanto capitano. Sono problemi che si trascinano da tempo. Sì, ma io non vedo francamente, adesso spero di sbagliarmi, non vedo il pericolo di una nuova Tangentopoli così generalizzata come allora, con fatti così rilevanti come allora. Vedo una serie di problematiche che devono essere valutate meglio. Le leggi devono migliorare, i comportamenti devono essere, quando sono difformi, sanzionati. E questo credo possa essere il punto da cui provare anche a ripartire. Certo. Allora Dinca, voi della trasparenza, della legalità ne avete fatto una bandiera da quando siete entrati in Parlamento. Allora, queste parole che dicono è peggio di Tangentopoli. A Tangentopoli probabilmente erano più organizzati, o forse quella di oggi è una forma diversa? Qualche ristoratore romano dice che una volta i politici rubavano per il loro partito, oggi rubano per se stessi. Questa forse è la persona che vivono ogni giorno, insomma, questi vecchi ristoratori romani dove ogni tanto alla sera mangi qualcosa in fretta, magari verso tarda serata. E secondo me è un po' il frutto del discorso, anche Davigo giustamente ha detto non c'è più vergogna. È un problema generalizzato in questo paese dove la problematica dei condannati, degli arrestati si fa ogni giorno più sensibile, ma la televisione, i media in generale trasmettono queste notizie.
Forse con Santini bisogna fare un numero anche di chi in questo momento è stato arrestato, comunque ha dei procedimenti in essere nel Partito Democratico, e siamo oltre a 100 persone in questo momento. L'ultimo è Soros, che chiaramente è stato diciamo, condannato per qualcosa che era di fuori della sua carica politica, e personalmente Tiscali l'ha sempre vista come un'azienda. Per motivi fiscali. Certo, per motivi fiscali. Comunque però di fatto insomma si mette, sì, benissimo che si sia dimesso, per corruzione, si è sospeso da segretario di partito e non da membro del Parlamento europeo. Tra l'altro abbiamo fatto questa richiesta. C'è un malcostume, di interrompere, per dire che bisognerebbe dimettersi per essere coerenti, perché autosospendersi da una carica interna a un partito ma conservare la carega non ha molto senso. Non ha senso. Beh, se mi permette, se ci fosse un mi permette di concludere il discorso avrebbe iniziale. un senso in questo caso. È un fatto preesistente il suo incarico parlamentare in Europa. 2,6 miliardi di euro, se non sbaglio. 2 milioni di euro. 2,6 milioni, chiedo scusa. Restano comunque dei soldi importanti. Milioni di euro. Un presunto resta il fatto reato di natura fiscale. Santini. Per quanto riguarda le società, eccetera, reato, intanto diventerà definitivo quando siamo di fronte alla condanna definitiva. Per l'amore di Dio, però non è comunque normale che vi sia corruzione comunque. Non è comunque normale che vi siano più persone anche all'interno del governo che hanno avuto problemi, insomma, o comunque ad esempio in campagna avete avuto problemi anche per collegamenti alla Camorra. Quindi siamo di fronte veramente a una situazione difficile in cui il Partito Democratico ne sta uscendo con le ossa rotte, ormai è chiaro questo. Nel passato avevamo altre situazioni, io do anche notizia positiva, perché in fondo è di qualche giorno fa, insomma, che abbiamo finalmente potuto cacciare dal Parlamento Giancarlo Galan, dopo addirittura 2 anni dalla condanna in via definitiva. È un momento questo che nemmeno nel Parlamento si riesce a depurare di alcune situazioni che sono chiarissime, dove la Severino mi aveva deciso, i tempi diventano lunghissimi e queste persone continuano a permanere e essere pagati, perché ricordiamo sempre che Galan, oltre a essere condannato a 2 anni e 10 mesi e a risarcire 2,6 milioni di euro, questi 2,6 milioni di euro ci stanno seguendo un po' ovunque, va bene, di fatto stava comunque prendendo uno stipendio da parte del Parlamento di oltre 5.000 euro, tanto per fare per poter sottolineare. Noi abbiamo a chi amministra, di fatto in questo momento probabilmente il Partito Democratico, che ha sicuramente più amministratori nei comuni piuttosto che nelle regioni, quindi alla fine è il potere che... Ma io credo che siano le norme che mancano. Perché questo numero di 100 lo contesto radicalmente. Perché non diciamo che mancano le norme? Non so dove l'abbia trovato questo numero di 100. Non vorrei farne una questione di numeri. Ce le ho messe qua, per cui non ho problemi, possiamo che contarli uno a uno. Insomma, li abbiamo contati uno a uno. Possiamo contare anche i vostri, insomma. Ma io credo che noi li abbiamo tutti quanti mandati a casa, quelli che c'erano. Sono tutti da Genovese, l'abbiamo mandato a casa con il Parlamento. C'è avuto un po' di tempo anche lì comunque poterlo mandare a casa. In ogni modo, comunque, io credo questo, che mancano le normative all'interno del nostro paese. Prima sentivo parlare dell'agente provocatore, è una norma che abbiamo chiesto di poter introdurre e che il Partito Democratico, credo soprattutto per il peso di Alfano, non abbia voluto, di poter introdurre questa figura che è importantissima. È una persona, è un poliziotto, d'accordo, che si trova all'interno di un ufficio e cerca di provocare l'amministratore o il politico, diciamo, a dover dimostrare di avere comunque coerenza con l'aspetto istituzionale o all'interno della pubblica amministrazione. Questa è una possibilità. Abbiamo chiesto anche la riforma della prescrizione, che in parte sta avvenendo, ma che di fatto Alfano vorrebbe ritornare all'inizio, quindi una prescrizione nel nostro paese che ha dei dati assurdi, perché io ne ho alcuni qui. Dal 2004 al 2013 nel nostro paese sono stati annullati e rese carta straccia 1.552.000 procedimenti penali, di cui il 73% prescritti prima ancora di essere incardinati nella fase preliminare. Parliamo di numeri pazzeschi, dove c'è un ex Cirielli, una normativa che ha di fatto ridimensionato e ridotto i tempi, d'accordo, che l'Unione Europea ha definito illegittima, e per cui quando ci sono delle frodi europee si va con dei canali, con dei tempi. Quando si vanno con delle frodi nel campo della pubblica amministrazione del nostro paese vi sono altre tempistiche. Lei immagina un paese del genere come può andare avanti? Questi sono dei piccoli accorgimenti, ma poi non solo. C'è il DASPO per i politici e i funzionari corrotti, questi non si possono più presentare, va bene, all'interno della pubblica amministrazione, e poi alla fine possiamo fare un'adozione dell'intercettazione, va bene, per la corruzione tanto quanto quelle per la mafia. Certo. Tommasi, è una questione di norme? È una questione normativa? Ma io su questa cosa dell'agente provocatore ci penserei, anche se l'ha portata avanti anche qualche mio amico in Parlamento,
ci penserei, nel senso che l'esame di coscienza va fatto un pochettino prima, insomma, va viste le competenze anche, nel senso che la classe dirigente va selezionata. Cosa andiamo a dirgli noi ai ragazzi che ogni giorno stanno pensando al loro presente e a un incerto futuro, che si disaffezionano all'amministrazione pubblica, alla politica, perché hanno questi esempi? Allora penso che gli esempi dovrebbero partire da un esame di coscienza che fa la stessa classe politica, e nella selezione della classe dirigente diventa fondamentale tutto questo, perché se no corriamo il rischio di trovarci nelle situazioni che abbiamo sentito descritte in questo momento. Occorre secondo me una formazione culturale molto coerente, che porti anche speranza nei ragazzi, di poter poi vedere che nella politica c'è anche del bello, non c'è solo quello che stiamo vedendo o quello che ci sentiamo raccontare. Dovremmo avere un aspetto della politica che dica ai ragazzi: sì, impegnatevi, perché è bello impegnarsi in prima persona per il vostro paese, per la vostra comunità, in uno scambio di relazioni che sia reciproco, che sia condotto con trasparenza, con serenità, ma che sia abbastanza, che abbia la sua rigidità di comportamento e sia ispirata a un'etica. La bellezza si coniuga con l'etica, non possiamo separarle queste due cose, quindi la speranza la possiamo trovare solo proponendo percorsi alternativi anche a queste, e con del coraggio anche da parte del mondo della politica di autoesaminarsi e di proporre soluzioni che partano da se stessa. Prima di pensare all'agente provocatore pensiamo alle persone che sono formate, eticamente formate, che sono preparate, che abbiano un senso di corresponsabilità, e per cui il fenomeno si deve ridurre, perché nel momento in cui veniva accennato a Galan, per esempio, no? Nel momento in cui con lo scandalo del Mose è emerso che il Consorzio Venezia Nuova poteva agire attraverso l'uso di soldi pubblici, e la legge stessa permetteva che per una percentuale di quello che veniva speso non ci fosse fattura, non ci fosse pezza giustificativa, è chiaro che allora lì si misura un costo della corruzione che in questo caso era del 12%, ma poi attraverso mazzette eccetera chissà a quale somma si può essere arrivati, insomma, per cui occorre rivedere la classe politica, rivedere le leggi, trovare leggi coerenti e che siano in grado di adattarsi a una società che sta cambiando, perché se no apriamo delle autostrade immense alla mafia, perché la corruzione è un'autostrada incredibilmente valida per loro, la stanno utilizzando in tutti i sensi. Certo, corruzione che comunque continua a crescere nel nostro paese, siamo comunque uno dei paesi più corrotti d'Europa, fa peggio di noi solo la Bulgaria, ma di questo parliamo dopo la pubblicità, tra poco.